Poca spesa ma anche tanta resa in questa breve trasferta di Sesto a San Giovanni. La Pro Patria non va oltre lo 0-0 pagando molto probabilmente la spesa fatta il sabato scorso nella vittoriosa partita contro il capolista Como. Una partita bloccata nella quale i Bustocchi hanno tentato di scardinare il fortino milanese senza successo. La Pro Patria, soprattutto nella prima parte, ha occupato stabilmente nella metà campo della Prosecco, ma senza trovare il pertugio. Nel finale la gara non ha regalato molte emozioni e si è ravvivata solo nel finale, quando due conclusioni di Cottarelli sono stati prima sventate da Livieri e un'altra è finita poco a fil di palo. Uno 0-0 insomma che ci sta.